Questa settimana ci troviamo in un luogo davvero speciale, un paesaggio delle mura e tanta arte che chi ha visto una volta non può davvero dimenticare. È qui infatti al castello di Monselice che comincia il nostro viaggio nei mitici castelli dei signori di Padova, i Carraresi. Entrando dal portone principale si accede alla Corte Grande, dove si affacciano i nuclei della complessa costruzione che inizia la sua storia tra l'XI e il XII secolo. È allora infatti che vengono costruite le prime parti del castello, ricco di loggette, anfratti e scorci caratteristici che culminano nella splendida Ca' Marcello, eretta dai Carraresi a completamento della fortezza dugentesca di Ezzelino da Romano. Dai signori di Padova il castello passa poi nel 1400 alla nobile famiglia dei Marcello, subito dopo la conquista di Monselice da parte della Repubblica Veneta. Ma continuiamo la nostra passeggiata. Dal cortile grande, attraverso un suggestivo passaggio che si affaccia anche in un prato verde che lascia ammirare la facciata laterale della casa, si arriva attraverso un pesante portale in ferro al cortile veneziano. E qui il colpo d'occhio è davvero speciale. La settecentesca si ammirano i musici riprodotti in formelle e la suggestiva loggia dalla quale si assiste ad un trionfo di scalinate, putti e terrazzini. Ma ancora, curiosando nel giardino del castello di Monselice, che in questo periodo dell'anno è aperto solo alle scolaresche, non mancano gli spunti per ogni tipo di studio. Basta solo osservare le infinite varietà di finestre che offre la costruzione nel suo complesso per cominciare a capire il fascino di questo che è il prodotto di una vera e propria stratificazione di periodi e stili architettonici. All'interno della casa dei Marcello poi lo spettacolo è davvero suggestivo. Quella che adesso stiamo vedendo, un tempo, prima dell'ultima modifica avvenuta nel 400, era la parete esterna, principale, quella da cui partiva il ponte levatoio che si agganciava ai barbacani ancora evidenti sul muro. E da quello che una volta era il portone del castello, ecco che si entra nell'importante salone d'onore, dove campeggiano arazzi cinquecenteschi di scuola fiamminga, arredi originali e anche un modellino del Santo Sepolcro di Leon Battista Alberti. Nella sala attigua si ammira il famoso camino vecchio di impostazione carrarese, un manufatto pratico oltre che bello. Nelle nicchie ai lati, infatti, venivano posti i bicchieri, i boccali, anzi, che tenevano bevande calde. La visita al castello di Monselice potrebbe proseguire per delle ore intere, ma come ultima stanza abbiamo scelto la cupa armeria, perfettamente conservata, come tutto il palazzo, dall'opera di restauro iniziata dal conte Vittorio Cini negli anni 30. Altri, e tutti interessanti, sono i castelli carraresi. Da quello di Montagnana, che ospita anche l'Ostello della Gioventù ed offre al visitatore delle splendide mura per una lunghezza di 2 Este, ora in fase di restauro, che si erge alto sul colle. Da ultimo ecco il castello di Valbona, vicino all'Ozzo Testino, adagiato sulla piatta campagna, imponente e austero baluardo che doveva servire come osservatorio per le strade provenienti da Este, Montagnana e il Basso Vicentino. Finisce qui il nostro viaggio nei castelli carraresi, importanti e affascinanti testimoni del nostro passato ricco di storia e di tradizione.